Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Ritorniamo a Villanova di Sernaglia della Battaglia, festa della Madonna della Salute, e in nostra compagnia, ai nostri microfoni, l'immancabile Monia Meneghin, che è una consigliera. Ben ritrovata Monia. Grazie. Si riparte questa nuova edizione un po' freddina, però il brulee che abbiamo bevuto ci ha un po' riscaldato, quindi si riparte alla grande. Beh sì, benvenuto il freddo, dai, ormai siamo alle porte di dicembre, quindi va benissimo anche il freddo. Ringrazio te per essere qua e per testimoniare sempre il volontariato che facciamo qui a Villanova e anche in altri paesi. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha supportato molto e che ci supporta comunque in tutti gli eventi che facciamo. Ringrazio i nostri volontari, perché senza di loro non si farebbe assolutamente nulla, e ringrazio anche comunque la comunità di Villanova, perché per la disponibilità e la pazienza che dimostrano in questi giorni di festa, e con i via vai, il traffico, la chiusura della strada per il mercatino, quindi veramente grazie a tutti. E un ringraziamento speciale agli sponsor, perché anche loro, come i nostri volontari e amministrazione comunale e compaesani, ci aiutano a portare avanti questa manifestazione. Noi, come ogni anno, siamo qua a Villanova a fare il mercatino. Sin dall'inizio dell'anno ne prepariamo tutte le cose da mettere in vendita, e con i soldi che poi raccogliamo li usiamo per il centro giovani, dove noi ci riuniamo ogni venerdì, oppure per finanziare le attività che poi creeremo. Ringrazio tutti i miei compagni e le persone che comunque vengono qua a fare questa bella giornata. E giustamente questa festa, quest'oggi, è il corollario al termine di 2 weekend ricchi di impegni che hanno visto la vostra associazione impegnata. Quali sono state le serate clou e i piatti che avete servito in questa bellissima manifestazione? Abbiamo avuto la prima serata, abbiamo avuto quello che è diventato ormai l'immancabile appuntamento con i segnali caotici. Poi la prima domenica della festa, lo spiedo paesano, in cui invitiamo veramente prima di tutto la comunità di Villanova a partecipare, e poi la Madonna della Salute il 21 di settembre, tantissima gente tra l'altro che non aspettavamo, ma benissimo così. E la serata della costata venerdì, e poi sabato e oggi, che è proprio il termine, il clou della festa, con processione e mercatine. Un clou che ha avuto un successo, perché parlavamo prima, abbiamo fatto i conti, in 20-25 bancarelle, quindi una grande affluenza sia di espositori ma anche di gente che attorno a noi si sta degustando questi mercatini. Sì. E ci piacerebbe veramente farlo conoscere ancora di più questo mercatino, perché questa mattina, in un momento di libertà, ho fatto un giro e ci sono veramente delle cose magnifiche da vedere. Ben ritrovati a voi. Certamente Sernaglia, devo dire, è una comunità ricca di eventi e soprattutto anche con una grande partecipazione comunitaria. L'evento di Villanova della Madonna della Salute è un evento, una manifestazione veramente sentita, a cui va il mio plauso anche al Comitato Festeggiamenti, alla sua presidente Monia, per il lavoro che fanno, perché organizzare una manifestazione è un lavoro impegnativo, ci vuole tanta passione, tanta energia, ma soprattutto devo ringraziarli perché hanno saputo
comunque coinvolgere ancora una volta tutta la comunità sernagliese, tutta la comunità di Villanova, anche attraverso questo mercatino, un mercatino realizzato con tante attività che hanno partecipato, ma anche con tanti giovani. Alle nostre spalle abbiamo un piccolo spazio dedicato anche ai giovani, ai laboratori che fanno, e quindi sono veramente contento per l'opportunità che diamo alla comunità ma anche ai giovani di partecipare a questi momenti di festa. Però Luigi, devo parlarti della novità di quest'anno. Bellissimo, è vero. Che tu avrai già visto, esatto, sicuramente. Hai ragione. E per gentile concessione di una famiglia, della famiglia De Fabri, una famiglia di nostri compaesani, ci è stato permesso di aprire il loro cortile, che si trova proprio di fronte alla chiesa, quindi che dà sulla piazzetta, chiusa al traffico, e un cortile dove si va indietro nel tempo, con il forno per il pane e insomma tanti androni. Abbiamo fatto un tuffo del passato che ci portano indietro, esatto. E adesso facciamo un tuffo nel futuro. Ai telespettatori ti lascio la telecamera, invitali per quello che sarà la prossima stagione 2024 per la vostra associazione. Beh, i nostri due eventi più importanti sono il torneo di calcio maschile che facciamo di solito nel mese di luglio. L'anno prossimo sarà la 32esima edizione, e ricordiamo un nostro carissimo amico e compaesano che non c'è più ormai appunto da 31 anni, e poi la Madonna della Salute che si svolge a novembre. Quindi Monia, noi ti ringraziamo intanto per l'invito che ci hai dato oggi, per quello che ci hai sempre offerto in questi anni che ci conosciamo, ma soprattutto diamo appuntamento ai telespettatori per il prossimo anno qui a Villanova del Sernaglia, perché come avete capito le attività di questo piccolissimo ma importantissimo gruppo di paesani sta sfornando novità su novità, e voi dovete esserci per vederle e scoprirle insieme a noi. Yeah.